Sono qui con Martin Hinestar, sorriso a 32 denti per te, grandissima prova, più che altro grandissimo secondo tempo. Avete segnato 6 gol nel secondo tempo, un parziale di 5-0, avete ribaltato la partita, eravate sotto sempre di 2 gol e avete vinto per 7-4. La domanda che sorge spontanea: cosa hai messo dentro il matè degli argentini tra il primo e il secondo tempo, Martin? Bueno, buonasera a tutti. Veramente che partita, no? Sì. Sì, no, penso che prima una bellissima squadra, il Modena, va bene? Noi sappiamo che la partita era così. Primo tempo loro giocano bene, vanno bene, dopo magari le manca un po' di gamba e quello che la nostra squadra adesso c'è un po' di più di gambe che loro, però la qualità che c'è il Modena È è importante. importante, no? Dopo, niente, abbiamo sbagliato tantissimo in difesa. Oggi si è vinto, però per me, sono allenatore, responsabile della squadra. Non è che abbiamo giocato bellissimo, bellissimo, però abbiamo vinto, che mancava quello. Sì. Se giocava meglio, se giocava bene non si vinceva. Adesso, bueno, se non si gioca bene, bene si vince, quindi... Sì, diciamo le partite, allora diciamo che gli attacchi fanno vendere i biglietti ma le difese fanno vincere le partite. Oggi forse sia da Modena che a Montecchio le difese hanno concesso molto, no, da parte Sì, sì, tutti. sì, sì, la difesa io penso che dopo la punizione prima, il rigore che uno segna adesso, partita scorsa non si segnavano, adesso si segna e bueno, hoy un rigore, una punizione prima, se può vincere una partita o no. Sì. E, personalmente, allora, bene Giuliani, bene Nahuel Calvo, bene Andrea Della Valle, però secondo me a livello di peso specifico, di importanza, il gol di Nicola Pozzo alla fine del primo tempo è stato quello che vi ha permesso di andare negli spogliatoi con più tranquillità, o sbaglio? No, no, è così, o sea, per me è una squadra di 10 giocatori, va bene, più 12 perché oggi 2 giocatori non è una partita, però la squadra gioca magari uno 5 minuti e fa il suo con il portiere. Il portiere veramente ha fatto una partita bellissima, lui non era il primo portiere nostro. E niente, lo che è così, il ragazzo viene, si allena e io sono qua per la società che è più importante che ogni giocatore, no? Sì. Ultima domanda, ti chiedo da tienese, da 1 a 10, quanto vi è servito il pareggio che avete conquistato a Tiene per 5-5 sabato? È stata un'iniezione di fiducia Sì, che Montecchio vedremo da adesso in avanti. dall'1 al 10 il 10, perché tiene una squadra fortissima, anche l'Ureganse che abbiamo fatto una partita qua al pareggio. E niente, un Montecchio così che gioca fino alla fine, che gioca, se io ho guardato la partita, marca tutta la pista, a veces una volta va bene, un'altra volta no, però dai, tranquillo. Va bene. Martin, io ti ringrazio tantissimo, alla prossima. Bueno, gracias a te, alla prossima.